questo nuovo video. Questa è la prima volta che uso questo microfono, o meglio in realtà la seconda, ma la prima volta che mi vedete mentre lo sto usando. Spero che possa essere di vostro gradimento e che voi possiate preferirlo ai miei altri video che registravo con il registratore del telefono e un semplice paio di cuffie. Comunque, oggi sono qui per farvi un video tag e si chiama Le 25 domande che nessuno osa farmi, e quindi adesso andiamo a leggerle ed io andrò a rispondere. Allora, la prima domanda dice: dormi con le ante dell'armadio aperte o chiuse? Allora, io personalmente dormo con le ante chiuse perché mi mette ansia tenerle aperte. Non lo so, ho sempre la paura, che ne so, che possa spuntare qualcuno da niente. Insomma, non mi piace assolutamente tenerle aperte, poi non ne trovo il senso. Poi prendi le bottiglie di shampoo e balsamo dagli hotel. Allora, in realtà l'ho fatto soltanto una volta perché pensavo che fossero buoni, invece quando poi sono andata ad applicarlo sui capelli ho sentito subito quanto in realtà non faceva così bene. Infatti mi sono ritrovati i capelli molto secchi e invece a me piace averli morbidi, e quindi continuerò ad usare sicuramente i miei prodotti per i capelli. Dormi con le coperte rimboccate oppure no? Assolutamente sì, e c'è da dire, è una cosa molto particolare, in pochi lo fanno, che dormo con le coperte anche d'estate, e ovviamente una semplice copertina di seta molto leggera, però la tengo sempre e sono abituata ad addormentarmici sotto con tutto che fa effettivamente molto caldo, però sono abituata così. E poi ovviamente durante la notte di sicuro mi scopro, infatti la mattina mi ritrovo completamente scoperta per il caldo, però mi ci devo addormentare e è un'abitudine ormai che non mi sono più tolta, a maggior ragione per l'inverno che sono molto frettolosa. Hai mai rubato un cartello stradale? No, non l'ho mai rubato, ma vorrei raccontarvi una cosa abbastanza divertente, allo stesso tempo un po' una situazione di degrado. Era un capodanno e, come al mio solito, insomma, lo passo sempre con un gruppetto di amici, però questa cosa è successa 3 anni fa e niente, ero con questo gruppo di amici a casa del mio migliore amico a festeggiare la notte di Capodanno. Fatto sta che loro si ubriacano veramente in una maniera assurda, e tranne io e qualche altra persona, e ad un certo punto decidono di andare a fare una passeggiata e io invece decido di rimanere lì nella casa, insomma, con altri miei amici. Vanno a fare questa passeggiata e a un certo punto, dopo un'oretta, li sento urlare da sotto e mi affaccio al balcone ed erano lì sotto che ubriachi, lerci, si erano portati appresso, avevano staccato e si erano incollati fino sotto casa un cartello del parcheggio
strappi mai i buoni sconto e poi non li usi? Sempre, cioè me ne dimentico completamente. Per esempio allo Shan quando fai la spesa e nello scontrino c'è sempre qualche sconto su qualcosa, anche nel McDonald's. Ecco, forse quello del McDonald's è l'unico che uso, guarda caso, ma gli altri proprio me li dimentico completamente. Balli mai quando non c'è musica? Sì, perché ballare è veramente qualcosa che mi appartiene, così come il cantare. Mangi mai le tue penne e le tue matite? Sì, le mordicchio sempre perché sono sempre agitata e nervosa a scuola soprattutto, e quindi le uccido praticamente, e a volte quando mi faccio pestare una penna da qualcuno non me ne accorgo e la metto in bocca e allora faccio finta che non è successo niente, la pulisco. Sono una mente un po' malata. Poi, con quante persone hai dormito questa settimana? E ho dormito con il mio ragazzo questa settimana, o meglio sabato, però vabbè sì, ancora questa settimana. Che taglia ha il tuo letto? Allora il mio è un letto singolo, quindi non è quello da 1,5 piazze, è proprio quello classico, piccolo, singolo, insomma. Qual è la tua canzone della settimana? Allora, la mia canzone della settimana, cavoli, penso quella nuova di Zayn Malik, Pillow Talk. Allora io specifico che non mi piacciono gli One Direction, proprio no, anche se lui adesso è uscito, lo so, però cioè, ho ascoltato pochissime canzoni loro perché comunque io ritengo che prima di farsi un'idea su un cantante o su qualsiasi cosa bisogna almeno saperne qualcosa e non sparare un giudizio così tanto per farlo. Quindi ho ascoltato delle cose, ma questa è l'unica canzone che veramente mi piace ed è soltanto fatta da Zayn Malik, ovviamente perché è già uscito dagli One Direction. Comunque sì, questa mi è piaciuta tanto. Poi un attimo, ti piace il rosa indossato sui maschi? Dipende da chi. Secondo me c'è a chi sta molto bene e a chi veramente no, quindi non lo so, dipende, però teoricamente non ho problemi con il rosa sui maschi. Ad esempio le camicette rosa sono molto
assolutamente